governatore del Veneto dal 1995 al 2010 e per 2 volte ministro delle politiche agricole e ministro dei beni culturali. Per poco tempo, è vero, ma sono state 2 esperienze comunque intense, e da poco è presidente di una fondazione culturale che si chiama Fondazione Canova a Possaggi nel Trevigiano. A lui chiediamo subito, visto che è candidato alle primarie del PDL, il perché di questa candidatura, e poi avremo le domande dei lettori. Ma no, tre motivazioni essenzialmente, in più una quarta. Dico subito la quarta, che è la meno importante, così c'è un certo fascino di una cosa nuova per il centrodestra in Italia, nuova per il centrodestra in Europa. Le primarie il centrodestra non le aveva mai fatte, per cui figurarsi se una novità non mi attira. Ma a parte questo, i motivi seri importanti sono altri, 3 in particolare. Il primo, per dare una voce alla parte liberale, quella che una volta era così massicciamente presente in Forza Italia, che poi si è annacquata e fino quasi a essere dimenticata in questo partito, che ha in altre posizioni la sua matrice, a mio giudizio, troppo di destra, troppo conservatrice. Secondo motivo, quindi il primo è la rappresentanza di una parte politica. Io sono lì a rappresentare i liberali, quelli che credono che nelle teorie liberali ci sia la soluzione, l'indicazione della soluzione dei mali della politica. Questo è il primo. Il secondo è per dare dignità a una grande esperienza di governo, perché di tutti quelli che concorrono non c'è uno che abbia avuto un'esperienza. C'è il centro-sinistra, dove Bersani ha fatto il presidente dell'Emilia, devo dire bene, c'è Renzi che sta facendo il sindaco di Firenze, non so come, c'è Vendola che fa il presidente male della Puglia. Però il segretario Alfano è stato ministro della giustizia. Ministro è una cosa molto diversa, posso dirlo per aver fatto tutte e 2 le cose. Gestire e governare un ente così complesso come una grande regione del nord, e farlo mi sia concesso anche bene, è un'altra cosa. È un'esperienza diversa, non dico superiore, inferiore, ma è una cosa assolutamente diversa. Io l'ho fatto per 15 anni, l'ho fatto a mio avviso bene, molto bene, si sono fatte opere straordinarie in questa regione che nessun altro può vantare in Europa. Terzo motivo finale, anche se fa incazzare Alfano, io lo dico lo stesso, perché le primarie sono fatte per discutere, per dibattere e io chiedo anche per sostenere tesi contrastanti, che questo partito è troppo spostato sull'asse meridionale. Sull'asse meridionale conservatista. Mi si è concesso, io ho parlato di asse Agrigento-Paternò. Agrigento è la città di Alfano e Paternò è la città di La Russa. E io credo che non si possa pensare, per carità, l'Italia è una sola e tutto, è detto tutto quello che c'è da dire, però io credo che il Nord abbia bisogno di essere rappresentato. Non si governa un paese come l'Italia senza la rappresentanza del Nord. Questo l'ho fatto per 15 anni. Queste primarie arrivano dopo 15 giorni dalle primarie invece dell'altro partito, diciamo, attualmente all'opposizione, che è il Partito Democratico, e che diciamo che aspira. Arrivano molto dopo, perché loro sono partiti come si deve fare 8 mesi fa. Negli Stati Uniti le primarie partono 11 mesi prima. Quindi, ecco, la nostra domanda è questa: non c'è il rischio anche di un flop, come molti giornali e molti osservatori osservano, insomma, in questi giorni, il rischio di apparire veramente residuali in una fase molto difficile per il Popolo della Libertà? Certamente c'è questo rischio, difatti lo valuterò bene, perché nulla è deciso fino in fondo, fino a quando fino al 25 di novembre nulla è deciso fino in fondo, ma questo rischio è duplice per noi. Primo, perché, non nascondiamocelo, l'entusiasmo intorno al nostro partito non è che sia, no, noi se usciamo da qua troviamo le folle entusiaste che acclamano al PDL. Secondo, perché queste primarie devono essere vere. E allora se tutti sono schierati, tutto il partito, tutto, è schierato sul nome del segretario,
se addirittura amici storici in questa regione mi vengono a dire ma perché lo fai, ma non ti conviene, schieriamoci con Alfano che è conveniente. Ecco, se uno pensa a quello che conviene, no, ma quello a cui crede, beh, è meglio non farlo. Ecco, lei ha sempre professato che bisogna tornare allo spirito originario, lo spirito del 1994. Adesso il PDL sta anche per cambiare nome, l'ha confermato ieri il segretario Alfano. Lei a che nome è particolarmente affezionato? A quello di Forza Italia o state pensando a una denominazione completamente nuova sulla base anche di sondaggi che il Presidente Berlusconi però abbia a disposizione da motivare? Ma quella del nome è un'operazione di marketing e quindi si usano tutti gli strumenti di marketing, dal sondaggio in poi. Però la sostanza vera è che bisogna avere un programma, che è la cosa un po' più difficile, e cosa ancora più difficile è avere delle persone che rappresentano in modo credibile quel programma. Quindi il cambiare il nome è l'ultima delle cose da fare, è indispensabile, perché questo marchio non funziona più. Io non sono affezionato a nulla in particolare. Dico che Forza Italia è un marchio che ha suscitato grande entusiasmo, che è un marchio già conosciuto dal pubblico, che è l'unico che abbia un avviamento, come si dice nelle scuole di marketing. E se qualcuno ha un'idea migliore la tiri fuori. Certamente è da cambiare questo. Io sono affezionato allo spirito del 94, ma l'ho cambiato perché nel 94 molti di noi, molti di voi, per dire la verità, noi c'eravamo già, non erano neanche tanti, e tanti di quelli che votano per la prima volta in questa occasione avevano 1 o 2 anni, allora non va più, non è più, è che sono cambiati i tempi, sono passati, ahimè, lo dico con grande tristezza, anche personale più di 20 anni, ancora in cambiare, e per quello parlo di spirito del 2013. Vediamo le domande degli lettori. Allora, sono arrivate tante domande per Giancarlo Galan, io comincio a farne qualcuna così cominciare a rispondere a un po' di lettori. C'è un lettore, si firma Frasubu, che si firma? Frasubu, insomma, sono i nicknames, che fa una domanda che comunque è fondante. Dice: Monti ha detto pochi giorni fa che chiunque venga eletto dopo di lui dovrà comunque fare quello che ha stabilito l'Europa, e a questo punto vorrei sapere da lei a cosa serve andare a votare? Bellissima domanda, bravo. Io voglio sperare che non sia così, anche se un pochino è così, perché alcuni impegni sono già assunti. Io credo che ci sia però una differenza da rimarcare. Allora, l'impegno è quello di ridurre il rapporto debito pubblico prodotto interno lordo. Però ci sono 2 ricette per farlo. Una è quella tradizionale statalista, aumentiamo le tasse. La seconda invece è quella liberale, aumentiamo lo sviluppo. Ecco, in questo limite, con questo limite in tanti campi si differenziano le posizioni. La ricetta statalista, con una sua dignità, per l'amor di Dio, è per me dannosissima per il Paese, che continua a puntare sulla leva fiscale, come ha fatto Tremonti, e invece la visione liberale che punta a dare più autonomia, più libertà, più soldi in tasca agli italiani per poter spendere e avviare lo sviluppo. Sono i 2 fattori, è un esempio, ne esistono anche tanti altri ovviamente, ma io credo che chi ci ascolta, il nostro ascoltatore, abbia assolutamente ragione e abbia capito benissimo la questione. Certo c'è un impegno preciso, perché ahimè una manovra di questo genere, una manovra da 40 miliardi, bisogna farla quest'anno, l'anno prossimo e anche quello dopo. Chi è in grado di fare una manovra del genere? Un governo minoritario che esce a maggioranza delle elezioni, e come è in grado di farla? Ecco, queste sono le grandi domande per cui tutto sommato vale la pena tornare a votare. Quindi lei auspica un altro governo Monti? No, io credo che io sono un sostenitore del maggioritario. Per me, tutto come il mondo anglosassone, uno vince e uno perde. Chi vince governa, chi perde fa l'opposizione, che è una cosa assolutamente dignitosa. Chi governa, se governa bene viene rieletto, e se no va a casa la volta dopo e si cambia. Questo in tempi normali. Ma vale in tempo di guerra. Questo è un tempo di guerra, non ci spariamo più, non mandiamo più i missili, ma è una guerra vera economica. C'è da fare quella manovra
che o sul fronte delle entrate o sul fronte insomma 40 miliardi di vale quest'anno, l'anno prossimo, quello dopo. Può farla un governo a semplice maggioranza come avviene in tempo normale? Io credo di no, e credo che chiunque fosse messo nella condizione di governare con la sua sola maggioranza rischierebbe molto, e rischia anche il Paese per una mancanza di guida. Quindi per questo dico, a me piacerebbe. Io credo che una qualche forma di collaborazione verrà trovata. Dopodiché a me piacerebbe che Monti fosse il leader del centrodestra. Lo sosterrei convinto, perché anche se ha fatto cose abominevoli, cose che gridano vendetta alla peggiore, la tassazione sulle imbarcazioni con la quale si è riusciti a distruggere un settore che per l'Italia era brillantissimo. Altre cose sbagliate, questo continuo puntare sulla leva e sulla pressione fiscale, che io non dico assolutamente sbagliate, però la linea, l'indirizzo, insomma, vanno su posizioni accettabili. Questa è in parte una novità, il fatto che lei immagini Monti il leader dello schieramento di centrodestra. In questa parte dell'elettorato mi sembra che ci sia molta confusione, molti soggetti, molti protagonisti, molta indecisione, qualche baruffa, qualche riluttanza, qualche nostalgia, insomma questa cosa è una buttata, oppure davvero lei crede che Monti potrebbe mettersi alla testa, diciamo, di un atteggiamento che riunifica i moderati e, diciamo, l'elettorato di centrodestra, in assenza di leadership come è attualmente il centrodestra? Io non credo che Monti lo farà. Io credo che Monti magari ha qualche altra idea per la testa. Però quando dico Monti dico tanti al posto suo. Monti è quello più appariscente, ma tanti industriali che ci sono in giro. Io ogni tanto cito il nome di Della Valle perché lo giudico un imprenditore brillante, con un bel nome, coraggioso, che ha un solo difetto sul quale sono perfino disposto a passare sopra, tiene spudoratamente per la Fiorentina, ma abbiamo pazienza in questo. Ma ci sono anche altri nomi importanti che possono scendere in campo. Io credo che il mondo imprenditoriale abbia il dovere, nei momenti di grande difficoltà come questo, decisivi per il nostro Paese, bisogna schierare le migliori forze che si hanno. E quindi per quello ho sempre detto benvenuto anche a Montezemolo, anche a chiunque abbia voglia di dare un contributo importante, a rischiare. Perché c'è tutta questa indecisione tra tutti questi soggetti? Si fanno i nomi anche di imprenditori come Samorì, come il re delle gelaterie Grom. No, perché intanto bisogna riempire le pagine dei giornali, perdonatemi questa battuta che in genere viene dai giornalisti. Secondo, perché non c'è più quello che è stato per più di 20 anni l'assoluto, indiscusso leader del centrodestra. Quindi quando non c'è più è ovvio che ci sia un periodo di lunga confusione. O diciamo che nel 94, in quest'epoca, a novembre, si dava per scontata, tutti la davamo per scontata, la vittoria di Achille Occhetto e del PDS, come si chiamava allora. Occhetto l'aveva appena trasformato dal Partito Comunista Italiano in Partito Democratico della sinistra. Tutti eravamo convinti che avrebbe vinto, dominato le elezioni. E nel fronte opposto c'era non una frammentazione, molto peggio, c'era una totale assenza. Un miracolo è successo. A te a dire che non succeda un nuovo miracolo italiano. Boh, io non lo so. E chi potrebbe essere il nuovo Berlusconi del 2020? Chi può dirlo? Chi può dirlo? Quello io non posso che rispondere in un modo, quello che saprà aggregare e farsi denominatore comune di tutto quel mondo che non sta con le concezioni stataliste della vita, che crede che lo Stato venga dopo i cittadini, che non sia di sinistra in sostanza. A proposito di questo c'è Roberto da Roma che chiede: Presidente Galan, Monti ha detto che pensa alla patrimoniale anche se non c'è tempo, e il PDL sarebbe disposto a votarla? Io non la voterò. Io se sarò parlamentare di opposizione, di maggioranza, non la voterò. Che la patrimoniale intanto c'è già, si chiama IMU. Il secondo è una di quelle tasse
di quelle tasse con una connotazione antropologica ostile. No, tassi. Io credo che la correttezza fiscale avvenga con pagare tutti le tasse, per davvero, pagarle tutti, e non è così. Secondo, con la tassazione progressiva del reddito. Se la tassazione progressiva del reddito è corretta, allora vuol dire che sfalsarla determina conseguenze non giuste. Quindi ci vuole coraggio nella vita. La riteniamo insoddisfacente. Io penso che 2 aliquote siano più che sufficienti. Tanto per dircela qui, faccio un ragionamento un po' tecnico, ma fra la principale imposta sulle persone giuridiche e la principale imposta sulle persone fisiche, in Italia si raccoglie meno del 21% del prodotto interno lordo. No. In teoria basterebbe, credo che sia il 16 addirittura, in teoria basterebbe fare un'aliquota del 23%, lo Stato ci guadagnerebbe se la pagassero tutti. Dopo non è così, ci sono le fiscalità di vantaggio, so che faccio ma io credo che 2 aliquote, 23 e 35, 33, sarebbero più che sufficienti. Le pagherebbero, dovrebbero pagarle tutti. Altri pensano invece che sia necessario una tassazione con molte aliquote in modo da rendere giustizia, come dire, e imporre una giustificazione maggiore. Può anche essere, però abbiamo il coraggio, se si può agire, si agisce alla base. Cioè, io apprezzerei se qualcuno dicesse basta, sugli scaglioni oltre i 100 euro si paga il 70%. Dopodiché io dico che nessuno lavorerebbe in quel caso, ma siccome si paga già più del 50%, già sono disincentivati. Altre 2 domande di economia. Vince chiede: cosa si può fare concretamente per sostenere l'economia? Molte imprese sono sull'orlo del fallimento perché non competitive. Da liberare qual è? Ci si dovrebbe affidare al mercato, ma cosa si fa poi con i disoccupati? E poi Riccardo: onorevole Galan, farà qualcosa per impedire che venga approvata in Parlamento nei prossimi giorni la Tobin Tax, ennesimo esempio di tassa inutile e demagogica che, lungi dall'ottenere il gettito che si propone, finirà soltanto per distruggere i piccoli investitori e provocare la fuga di notevoli capitali all'estero? Parto dalla seconda. Purtroppo sono perfettamente d'accordo con chi pone sulla Tobin Tax quei macigni, non potrò fare nulla perché io in Parlamento non ci sono. A me dispiace fino a un certo punto, per dire la verità, ma io non ci sono. Io non posso entrare nella cosa dove si vota perché non sono né deputato né senatore. Rispondo al primo. Io credo che ci sia da fare per le imprese una sola grande cosa importante: distruggere il vero nemico, che ancora prima delle tasse è la burocrazia. Sciogliere, fare a pezzi la burocrazia e fare in modo che per aprire un campeggio grande, per carità, qui nel Veneto, ogni anno siano necessarie 175 firme diverse, e che sia intollerabile, che sia un costo inaccettabile. E per un coltivatore diretto è lo stesso, e per un qualsiasi piccolo imprenditore, anche piccolissimo, è lo stesso. Questa è la distruzione di ogni speranza. Ed è anche il principale nemico che noi ci siamo trovati a combattere, perché ci ha sconfitti. Più forte della politica, anche della buona politica. Oggi siamo reduci dall'alluvione di ieri, siamo anche molto preoccupati per quello che succederà nelle prossime ore. Abbiamo sentito il sindaco di Vicenza che lamentava, che appartiene al Partito Democratico, che lamentava la stessa asfissia burocratica, perché Vicenza è andata di nuovo sott'acqua a causa della lungaggine per la realizzazione di un bacino di laminazione a nord della città che, memori dell'alluvione di 2 anni fa, se realizzato avrebbe sicuramente evitato molti disagi e molti danni che si stanno verificando in queste ore. Ma lei, da Presidente della Regione Veneto per 15 anni, che cosa ha fatto per diciamo, abbattere un sistema burocratico che insomma anche in Regione è abbastanza, diciamo, affastellato? Ho fatto 2 cose, quelle prime che mi vengono in mente. Primo, sarà anche affastellato, che è un bel termine ricercato. Desueto, ma mi piace. Il Veneto è la regione con il corpus iuris, cioè con il numero di leggi più basso di tutta Italia. Il ragionamento di solito è: c'è un problema, facciamo una legge per risolverlo.
Io ho sempre pensato che quando c'è un problema basta abolire una legge e si risolve il problema. Il risultato è che il Veneto è la regione con meno leggi e quindi anche meno pubblicazioni che ci sia tra le 23 italiane. Il secondo, tanto devo aggiungere che sono stato aiutato dalla buona fortuna, ma in generale i fortunati sono anche quelli che ci vogliono, perché nei miei 15 anni non è successa una sola grande sventura. Qualche allagamento, si lamentava il mio predecessore Bottini perché a Maserà il fosso andava sott'acqua, ma insomma di sciagure che sono successe in Sicilia, in Campania e in Lombardia. Non è successo niente. Terzo, si è lavorato molto su questo fronte, perché io devo dire che avevo un ottimo assessore, Massimo Giorgetti, che poi veniva da Reata, litigavo con lui spesso, durissimo, però un bravissimo assessore. E come burocrazia, io faccio 3 esempi. Si può combattere, perché il Passante di Mestre è stato costruito in 4 anni, 4 anni precisi. L'ospedale, io continuo a dire, il più bello d'Europa, l'ospedale dell'Angelo di Mestre, è stato costruito in 3 anni, record mondiale, credo mondiale, 3 anni per costruirlo. Il terminal gasifero, con l'opposizione di tutti, l'unico in Italia, un gioiello tecnologico che tutto il mondo viene a studiare e invidia, il terminal gasifero è stato costruito in 3 anni. Quindi si può, se si vuole, si può, è certo che è difficile. Io ho sempre fatto ricorso a una burocrazia regionale di altissimo livello, non avrei fatto quelle cose se non avessi avuto Silvano Vernizzi, se non avessi avuto Roberto Casarin, se non avessi avuto Adriano Ravasi Caldogno. Ecco, dico 3 nomi e faccio il torto agli altri, perché almeno qualcuno della sanità avrebbe citato, visto che era, o è forse anche, la migliore d'Italia e una delle primissime al mondo, però si può fare, se ci si crede, ci si può riuscire. Queste opere pubbliche però che lei ha disegnato in Veneto sono state realizzate con il ricorso al sistema della finanza di progetto, che significa che gli utenti del Passante, gli utenti, insomma, comunque insomma, dell'ospedale Langio, insomma, il fornitore, in questo caso l'ospedale Langio, pagano per il l'ospedale Langio non ti catassi. Sì, no, d'accordo. È un sistema comunque che diciamo solleva il pubblico dal grosso investimento e fa ricadere l'investimento di gestione sugli utenti o comunque insomma sull'azienda sanitaria che paga i servizi, che poi sono 2 esempi che non sono propriamente etici da un punto di vista ideale, nel senso che se... No, sono assolutamente etici, perché se aspettiamo lo Stato, il pubblico... Etici, ho detto. Etici, sono assolutamente etici. Ho capito etici. Cioè, etici, anche epici, ma etici soprattutto, perché è eticamente assolutamente ineccepibile che, visto che il pubblico non ha soldi, noi non è che siamo di fronte a 2 alternative, far pagare il Passante di Mestre allo Stato o farlo pagare ai cittadini, perché tanti i cittadini lo pagano sempre. Nell'un caso con le tasse e con tutta la dispersione che avviene sulle tasse che pagano, che vanno a Roma e non sai se tornano, si vuole farlo pagare ai privati. Il cittadino, quando passa per il casello del Passante di Mestre, paga chi ha costruito e chi mantiene il casello di Mestre. Beh, c'è qualche differenza tra quello che prende una strada, un'altra qualsiasi autostrada, la Fantastico o la Padova-Brescia, ma paga sempre lo stesso, con la differenza che qui il passante ce l'ha e altrimenti l'alternativa è quella di non avere. Qui c'è un grande ospedale moderno che comunque avrebbe dovuto pagare il pubblico, i soldi li hanno, semplifico, i soldi li hanno anticipati i privati e si pagano i privati, i quali guadagnano gestendo, ricordiamo bene, non pagando i medici, gestendo la sanità la fa la regione. I cittadini, i privati si rifanno sui servizi di lavanderia, su tutti i servizi non ospedalieri. Non capisco cosa ci sia di non etico. Con questo sistema, in un mondo, in un momento in cui il pubblico non ha denaro ce l'hanno i privati, e bisogna dare loro la motivazione per metterlo a disposizione del pubblico.
pensa che i tassi di remunerazione del capitale nei progetti sanitari del Veneto siano un po' alti? Io credo di no, qualcuno mi deve dimostrare il contrario. Io credo di no, ma questo non lo escludo per definizione, può anche essere, ma allora si tratta di modulare, allora si tratta di avere direttori generali. Io credo che quelli che ho scelto io siano abbastanza bravi, ma direttori generali che sappiano fare la contrattazione, ma non si può dare per assodato, anche perché non ho visto dimostrazioni che costino di più. Mica vero, io non credo che sia vero. Non credo che sia vero per definizione, ma se c'è un direttore generale con l'uso scadente, vabbè, ma insomma questo ricade in altre fattispecie. Vediamo qualche altra domanda. Allora, Massimiliano, onorevole Galan, parla tanto di aiutare i giovani ed aiutare la ricerca scientifica. Io sono un giovane ricercatore e mi stanno facendo scappare all'estero. Mi convinca, la prego, a restare, a trovare la forza per combattere ancora questo sistema. Io faccio fatica a convincere. Intanto gli dico che nonostante tutto ci può essere una speranza anche in questo campo. Prima di andare via da un paese come l'Italia, insomma, ci si pensi 2 volte, perché non offre soltanto, offre un livello, uno standard di vita assolutamente fantastico. Dopo però lo capisco benissimo, gli do ragione, forse io tornando indietro a fare la stessa cosa. Oggi capita al continuo perché c'è un fatto, ognuno ha già i suoi, io non sono in grado di giudicare il livello degli scienziati, ma io so che in Veneto, lo so perché l'avevo curata nei miei 15 anni, in Veneto c'è la più grande ricercatrice del mondo sulle malattie trasmissibili dagli animali all'uomo, che è il vero pericolo, la vera epidemia, quella che viaggia in aereo o con una mucca o con una gallina. Che la più grande ricercatrice del mondo, io faccio anche il nome, si chiama Ilaria Capua, è qui in Veneto, all'Istituto Zooprofilattico. Io andrei a costruire io le strutture necessarie con la cazzuola e i mattoni per farla rimanere. E invece la burocrazia continua e vedrete che il rischio vero è che questa ragazza formidabile vada negli Stati Uniti o soprattutto in Cina, che le fa una corte bestiale. Chi non capisce, io ho fatto una cosa, e questa ci tengo a dirla, quando ho avuto i soldi per la ricerca a disposizione, non li ho dispersi in 100 rivoli per far contenti 100 docenti universitari e 200-300 assistenti. No, li ho concentrati su poche cose sulle quali per fare una sacrificio. E così va fatto, ci vuole coraggio, si scontenta la gente, ma governare non vuol mica dire ricercare il consenso a ogni costo. Resti. Qualche altra domanda? Perlomeno il più bello è l'Italia. Mauro Danese, cosa ne pensa della crescente richiesta di indipendenza in Veneto, del Veneto? Nel contesto solo una parola di questa, è crescente, per me c'è sempre stata. Oggi è crescente perché forse per la consapevolezza che stiamo assistendo a una porcheria, a uno Stato che cerca di distruggere le regioni e di appropriarsi. Non che le regioni abbiano dato una grandissima prova, perché bisogna averle sotto la lente tutte e 23, no che sia stata una grandissima prova. Però in alcune regioni è indiscutibile che le materie affidate, perché la sanità in fondo forse è l'unica materia veramente delegata alle regioni, funziona meglio che se l'avesse governata lo Stato. Io posso dire che in Veneto, anche in Lombardia, a prescindere dai casi di alta natura, in Emilia-Romagna, in Toscana, almeno in queste 4 regioni la sanità funziona meglio. Allora io credo che si tratti di delegare alle regioni più materia, quelle virtuose, e le altre togliere pure le deleghe, perché questo tentativo di riappropriarsi da parte dello Stato, di cancellare una storia in alcuni casi anche virtuosa, è veramente una porcheria. Si tratta di approfittare di alcuni episodi che sono disdicevoli. Ma io non credo che avrebbero rubato meno, no, le province o i cosi. Gli uomini sono sempre quelli, no? Da quello che ruba nella nota spesa l'azienda
scrive che è andato con un cliente invece che a quello che ruba sulla benzina che gli viene passata, quindi in aziende private, a quelli che rubano nella mensa dell'ospedale o della caserma. Certo, le occasioni nel pubblico, più la porcheria che sono soldi nostri, le occasioni sono più grandi, ma gli uomini sono sempre gli stessi. Se hanno da rubare una bistecca, rubano quella, e se la bistecca è più grande, quella che è più grande. L'importante è avere leggi che limitino, perché cancellando, dimentichiamocelo, ma che limitino la corruzione, che è altissima. Qui non è corruzione, in Fiorito non c'è nessun episodio di corruzione. Ecco, è cattiva gestione. Ecco, a proposito del riordino delle regioni, in Veneto il governo ha deciso di accorpare 4 province importanti, facendo di fare la città metropolitana, farla coincidere con i confini della provincia, poi di accorpare Treviso con Padova e di accorpare Rovigo con Verona. Lei che cosa ne pensa? Che è una porcheria. Può anche essere una cosa valida, sospendo il giudizio, però mi devono spiegare dov'è la convenienza per i cittadini. Uno mi deve spiegare dov'è il vantaggio. Secondo, che lo faccia lo Stato è una cosa evidente. Che la Regione non dica nulla, sperando che lo Stato, per dare la colpa allo Stato, che la Regione non dica nulla, è una roba che non sta in cielo né in terra. La Regione ha detto otteniamo tutte e 7 le prove. Ma può una Regione? Perché non ha avuto la Regione? Io l'avrei fatto, non so se mi avrebbero dato ragione, per carità, ma la battaglia andava fatta. Intanto diamo per scontato che se succede questo, a prescindere dai vantaggi o dagli svantaggi dei cittadini, la Regione non ha più motivo di esistere. No? Spero che se si fanno le città metropolitane così come sono disegnate, il giorno dopo si cancelli la Regione, perché diventa uno strumento inutile. Secondo, perché non ha fatto una bella cosa? Perché il governo che ha sbagliato ha deciso che le province dovevano essere 50? Perché non 70? Perché non 35? Io aggiungo, perché non 23? Una con l'ambito esattamente coincidente con quello della regione? Se il governo ha fatto questo perché ha deciso che progressivamente le province vanno abolite, no? Se no non si capirebbe. Allora il modo corretto per farlo era quello di fare una provincia coincidente come ambito territoriale a quello della regione. La regione poi avrebbe potuto organizzarsi sul territorio, una regione propositiva, non una ingessata, incapace di proporre qualcosa, avrebbe potuto organizzarsi nel modo che riteneva più utile, più autonomo, più intelligente. E poteva affidare alcune delle competenze a questo, a quell'ambito territoriale. In fondo l'abbiamo già fatto per le ULSS, no? Invece c'è l'assoluta incapacità. Cosa sarebbe successo? Sarebbe successo che non ci sarebbero stati problemi di accorpamento di competenze, che le province sarebbero scomparse e si sarebbe risparmiato un'infinità di soldi. Quindi un pasticcio, secondo me. Una porcheria, una cosa da incapaci. Io non voglio offendere nessuno, ma non si può essere così imbelli a subire. E cosa hanno subito? Hanno subito un pasticcio del governo aumentato da una incapacità propositiva della regione. Qualche altra domanda? Allora, Francesco pone 2 temi. Vorrei conoscere le sue idee in merito ai diritti degli omosessuali e se farà qualcosa per impedire l'accesso in Parlamento ai tanti condannati. È semplicissimo questo. Il mio pensiero sui diritti agli omosessuali è noto. Io non capisco perché siamo qui a parlare di diritti degli omosessuali quando in un mondo con una Costituzione come la nostra non dovrebbe esserci alcun problema. Gli omosessuali dovrebbero avere esattamente gli stessi diritti di chi ha una preferenza sessuale che tipo diverso. No. Io sono rimasto scandalizzato, per dirla, per mandare un messaggio ai ben pensanti, quando è morto Lucio Dalla, che è uno dei miei cantanti, autori preferiti, forse preferito, e il compagno della sua vita da sempre è stato buttato fuori di casa con uno Stato che con le sue leggi non lo ha minimamente tutelato. Io domando a tutti i cosiddetti ben pensanti, o meglio ai conservatori, oppure a quelli anche, forse soprattutto nel mio partito, che si scandalizzano, è giusto? No, non è giusto, non è giusto. Quindi il mio pensiero è semplicissimo.
non dovrebbe neppure porsi la questione in un paese civile. Il secondo non sono da dimenticare. I condannati in Parlamento. I condannati in Parlamento. Ecco. Io già accostarli però è un po' strano. Cioè, questo sono perché accostarli? Sono condannati in primo grado o condannati in via definitiva? Perché intanto io ho una distinzione da fare. Perché se avessimo impedito a chiunque è stato condannato in primo grado, avremmo commesso grandi ingiustizie, no? Grandi ingiustizie. Per cui se parliamo dei condannati in terzo grado, in realtà ci siano leggi che lo impediscono, vanno rafforzate, ma io credo che dovrebbe appartenere più alla decenza di un partito quando fa le liste, no? A mettere i condannati o non i condannati. Io mi vanto di tutti quelli che io ho candidato in Parlamento, non tutti lo negano, sono stati per merito personale, per carità, ma tutte le volte che io ho fatto le liste, e se qualcuno si togliesse questo desiderio andasse a vedere, di quelli che io ho messo nel 94, che è l'unico anno vero in cui ho fatto le liste, non ce n'è uno che abbia avuto una conseguenza. Quindi dovrebbe essere aumentata la responsabilità di chi compila le liste. Ecco, questo mi sento di dire, senza i fanatismi o gli atteggiamenti forcagnoli, come certi che si sono dimostrati anche un po' patetici dopo, quando si è visto che non erano né migliori né peggiori degli altri, ma esattamente come sono gli uomini. Restiamo sul tema dei diritti. Chiediamo a Giancarlo Galan che cosa pensa della legge sul fine vita che è stata fatta dopo il caso Eluana. Io credo che non debba essere fatta. Io credo che almeno in questi casi delicatissimi, in cui uno decide nella sua vita, negli ultimi giorni, negli ultimi tempi, non dovrebbe essere lo Stato a regolare. Dovrebbe essere lasciata una zona, come dire, una zona grigia in cui il buon senso, la sensibilità giocano la parte principale. Io nel caso Eluana condanno espressamente la posizione che mi è parsa durissima, incredibilmente violenta del mio ministro per la sanità. Io non ero al governo, avrei votato contro. Maurizio Sacconi. Sì, Maurizio Sacconi. Che ci crede, cerca di spacciarmela come una scelta laica, ma ho idea che faccia un po' confusione, che scelse l'obbligatorietà fino all'ultimo dell'accanimento terapeutico fino all'ultimo. Questi casi non sono, ahimè, così rari come quello di Eluana che è venuto a conoscenza di tutto il mondo, sono, ahimè, più frequenti di quello che pensiamo. E lì io avrei, e lì ho molto apprezzato la posizione del presidente della Friuli Venezia Giulia Tondo, che invece ha lasciato uno spazio per una scelta di quel tipo. Devo dire che sono rimasto colpito e ha lasciato un po' di sconcerto, ma da tutti i cori dei miei, dopo le dichiarazioni del cardinale Martino, che si è espresso, evviva, finalmente, si è espresso contro l'accanimento terapeutico. E allora, perché per il cardinale Martini niente accanimento terapeutico e per Eluana un accanimento terapeutico che è durato 17 anni fino a stravolgerla persino nei tratti fisici? Lei interverrebbe con una norma o lascerebbe una zona grigia? Io lascerei la zona grigia. La norma è sempre violenta. Lo Stato che ti dice come devi vivere negli ultimi giorni della tua vita non mi piace. Lo Stato dovrebbe, a mio avviso, ritirarsi e lasciare spazio alla famiglia e a chi è più titolato a decidere. Negli ultimi giorni di vita ha più titolo a decidere la famiglia che non lo Stato. Almeno io la vedo così. C'è una provocazione di Vincenzo. Possibile che l'Italia debba essere una repubblica fondata sulla raccomandazione? Lei ha raccomandato gente nella sua vita o ha avuto a che fare con raccomandazioni? Io ho ricevuto qualche milione di richieste di raccomandazione da molti che dicevano che le raccomandazioni gli facevano schifo. Milioni. Credo che se qualcuno trova qualcuno che io ho raccomandato, ecco, gli do un premio, perché non l'ho fatto.
Ma c'è una concezione alla base di questo, no? Quando si sceglie l'esempio più eclatante in genere lo si fa sempre con i medici. Io credo che a me abbia creato... figlio di medico? Sì, ma ahimè, più di mezzo secolo fa. Questo era di Montevedula e poi Dono. Ecco, ma quando io sono stato presidente della regione per 15 anni, no? Con i direttori generali che venivano nominati da me, io mi sono sempre domandato se mi avrebbe creato più consenso il fatto di scegliere un primario perché era comandato, o se mi faceva più gioco a scegliere uno bravo, far scegliere uno bravo che organizzava bene la sanità. Ho sempre pensato che almeno qui al nord ti crea più consenso fare in modo che le cose vadano bene che non avere gli amici che nominano gli amici. Non è molto frequente questo schema di ragionamento, certamente non vale al sud, certamente non vale in molte zone d'Italia, forse neanche qui, però io sono convinto di questo. Se come c'era consenso era perché avevo scelto direttori generali bravi, mediamente bravi, no? Ma è ovvio che c'è quello più bravo e quello meno bravo e qualcuno anche sbagliato, ma una squadra brava che non era lì per ricevere gli ordini, ma era lì per far funzionare la sanità, che era l'unica cosa che avevo chiesto. A proposito di nord e di sud, la Lega sta cambiando pelle con un nuovo segretario federale, con un rinnovamento molto spinto e con alcune tensioni inevitabili in questi casi. Come la sta vedendo lei, la Lega? La sto vedendo un po' come la sto vedendo dalle mie parti, male, è un compito difficilissimo, perché il tornare a curare il mal di pancia non lo può più fare, no, non è più credibile, non ci crede nessuno, cosa parla di secessione, non lo può più fare. E come posizione di governo, l'esperienza è stata delusiva anche per lei. Cosa va a raccontare? Che ha fatto i ministeri a Monza, che ha fatto le leggi sulle ronde che nessuno ha mai visto in 4 mesi. Siccome ha fallito le promesse agli elettori della Lega, come il PDL, ha lo stesso problema, aggravato da un altro elemento, che anche là è finito il padre spirituale, il capofamiglia. Bossi era uno che scaldava i cuori, ecco, adesso non voglio offenderlo, Maroni col quale ho avuto un rapporto molto migliore, che giudico un ottimo ministro dell'interno, ma lo giudico scalderà meno i cuori di Bossi, no? Li scalda meno. È un po' lo stesso problema che abbiamo noi, la politica non è solo interesse, non è solo raccomandazione, non è solo questo, no, occorre dare un sogno. Ecco, se devo rimproverare qualcosa a Monti ci chiede dei sacrifici grandi, ci dice che dovremmo soffrire, questo governo ci dice che dovremmo soffrire, però questo governo deve fare 2 cose: prima deve soffrire lui, cioè lo Stato, e deve dimagrire lo Stato, poi ci dovrà pure indicare una via, uno sbocco del tunnel, dice guarda, soffri 2 anni, 3 anni, ti metteremo la patrimoniale, ti faremo questo, ma alla fine, invece no, non c'è niente alla fine. Invece la politica è fatta anche di sogni, di speranze, di coinvolgimenti, di sentimenti, se no è la cosa più accidente del mondo. Gli ultimi sogni non sono andati così bene per gli italiani, meno di posti di lavoro, meno tasse per tutti. Fermati. No, non sono andati purtroppo. Quindi non so se gli italiani credono al premier che indica un sogno, magari preferiscono votare per Grillo o non andare a votare. Io chiamo un sogno perché è una speranza, uno me lo deve dare. E io lo voglio dare. Io ho guardato quei manifesti proprio pochissimi giorni fa. Mi è venuto da piangere. Sì, mi è venuto da piangere. Devo dire la verità, mi è venuto da piangere. Partivano adozioni più semplici. Meno burocrazia per tutti. No, questo non c'era mica. Questo te lo sei inventato. No, meno burocrazia c'era, perché il tema c'era anche 20 anni fa. Adozioni più semplici, meno tasse per tutti, un buon lavoro anche per te.
c'era anche il modo per raggiungervi qualcosa, adesso onestamente io vorrei che gli italiani riflettessero su una cosa. Nel 94, quando noi abbiamo stato quei manifesti, quando poi anche perché non avevamo mica il 51%, non siamo riusciti a mantenere, poi in questi 15 anni mica abbiamo governato solo noi, sono 8 a 7 gli anni. Non è che abbiamo governato 14 noi e uno il centro-sinistra. Siamo 8 a 7, quindi le cose non le hanno fatte tutte. Perché? Perché i problemi ci sono per tutti e ahimè ci saranno, il primo è la burocrazia. Però noi non avevamo mica il 51%. La riforma delle province che prevedeva l'abolizione totale ci aveva impedito di farlo la Lega. No, vabbè, non voglio accusare però dateci 51 ce la fate. E poi voglio dire anche un'altra cosa. Io sono stato a poco tempo, 6 mesi da una parte, 6 dall'altra, poco più, quasi niente. Ma io ho capito che quando si è in regione si può fare, perché almeno nelle materie in cui hai le competenze le hai davvero, e puoi fare un ospedale italiano. A Roma no, comanda la burocrazia, tu passi, e anche in poco tempo. E loro ritornano in uno schema perverso che riguarda sempre quelli, una cerchia di privilegiati assoluti che comanderà indistintamente dai risultati elettorali. Basta guardare, no? Siamo andati a casa noi, è arrivato Monti con un governo tecnico, quanti sono cambiati fra i direttori generali, capi di gabinetto? No, neanche uno credo, pochissimi, una percentuale risibile. E loro comanderanno e resteranno gli stessi anche dopo. In regione si possono cambiare le cose, lei da 15 anni da presidente in qualche maniera le ha cambiate, poi insomma sarà una storia di in meglio o in peggio, ma Zaia da quasi 3 anni, governatore, come sta cambiando? No, tu sei un provocatore, mi somigli. Io invece resisterò alla tentazione e dico soltanto una cosa. Parlerà bene di Luca Zaia. No, questo mai adesso si può dire, ma insomma adesso dove ci chiediamo? Io gli dico quello che gli dico da 3 anni, decida qualcosa, ma sono arrivati i soldi per l'alluvione, ha detto al governo distribuisci tu, che io non so come fare. Tutti i grandi problemi è stato un rimando, arriva questa oscenità delle province, non decidiamo nulla, per far contenti i comuni che se ne vogliono andare, ha detto sì anche a quelli, ma insomma, devo farvi dire. C'è una domanda del pubblico? Ancora una domanda, c'è un'onda molto grande di antipolitica, chiamiamola così, di voglia di facce nuove, di rottamazione anche nel centrodestra, credo. Questo in qualche modo per uno che fa politica da molti anni, insomma, la riguarda. Ecco, faccio la domanda di Gianni che in qualche modo è fondativa. Quali saranno le novità che porterà la politica italiana e veneta? Chi ha capito qualcosa, spero di essere tra questi, ha capito che le prossime elezioni si giocheranno su un mix, mica si può mandare a gara tutti, ma un mix fra destra e sinistra, centrodestra e centrosinistra, che è tradizionale, un mix anche fra vecchio e nuovo. Uno che tiene conto di questo ha già capito molte cose, e ha già capito che le liste, per esempio io mi occupo delle mie, centrosinistra faccia quelle che vuole, devono contenere un elemento forte di nuovo. 50, 70, 30, non lo so, è difficile fare una percentuale prestabilita, perché il principio della rottamazione, così tanto per il gusto di rottamare, insomma, uno rottama l'automobile quando ne trova una meglio, uno viene a rottamare, non ho mai visto, uno che dice che è bello, adesso mi rottama. No, bisogna che venga uno più bravo e che dimostri di essere più gradito, più intelligente, di avere idee migliori, di saper fare meglio. Però questo elemento sarà determinante e occorre tenerne conto. Io penso che ci sarà un forte rinnovamento come giusto, anche perché se no lo fanno i cittadini non ci votano più e quindi per forza le cose ci rinnovano. Questo problema è sentito sia da una parte sia dall'altra, però più forte nel centrodestra. Anche se le facce non è che siano in assoluto più vecchie, ma noi abbiamo questo da farci, ho cercato di dirlo, che è la parte seria, che è anche la parte della candidatura, noi dobbiamo fare un programma,
dire che cosa faremo con le speranze, quelli che ho chiamato sogni, con le cose concrete, dire cosa, fare un programma semplice e comprensibile. Secondo, della parte più difficile è sostenere, avere le persone in grado di essere credibili. Faccio un esempio. Tremonti è un grande professionista, un grande fiscalista, ma se noi dicessimo che andiamo ad abbassare le tasse o fare tutto il possibile per poterlo fare appena questo ci sarà consentito, che andiamo a ridurre lo Stato, che insomma applichiamo una ricetta liberista e mettiamo Tremonti a farla, non siamo più credibili. E ho fatto l'esempio del più bravo, figuriamoci se non è più bravo. L'altro giorno l'ufficio di presidenza del PDL è stato, diciamo, vivace, è stato un confronto franco, come si diceva nella Prima Repubblica. Lei ha assistito a questo dibattito perché l'avevi anche partecipato, ce lo può raccontare dal vivo? Ma come fa? È stato duro, questo sì. A me è piaciuto perché a me piacciono i confronti duri e le cose schiette, insomma, se non ci si dice la verità quando si è fra presunti massimi responsabili di un movimento, per me poi, venendo da fuori, non essendo parlamentare, non facendo parte di quel mondo, resto un po' allucinato da tante cose. Ho l'impressione che trasferendosi a Roma per davvero uno cambi la capacità, perda la capacità di vedere le cose e vive in un altro mondo. Comunque è stato durissimo. Ma quali sono state le posizioni che sono due essenzialmente? Io devo dire, so che dovrei fare il bravo politico in questo momento e dire è stato un confronto franco, ma tutto nell'unitarietà di intenti. Ci si è confrontati apertamente, ma si è deciso all'unanimità di sostenere il segretario Alfano e la vicenda. Questo è il comunicato stampa. Questo è il comunicato stampa. Io se fossi un bravo politico direi così, no? Al mattino di Padova. E invece è stato un confronto durissimo, spietato, fin qua nulla di male. Io dico la mia impressione, è chiaramente una visione assolutamente papale. Io ci ho visto nettamente un segretario, Alfano, che ha deciso di provare a smarcarsi dalla storia del PDL, con un sostegno pressoché unanime dei maggiorenti del partito, perché tranne 4 o 5 tutti erano col segretario, dei dirigenti locali, così della struttura, ritiene che le primarie possano essere lo strumento decisivo per il rilancio di lui stesso e del partito. Altri, pochi, fra i quali c'è il sottoscritto, credono che le primarie possano servire soltanto in un caso, che siano l'occasione per un confronto aperto, per portare delle idee, non per costruire consensi o maggioranze bulgare. Sempre il problema è costruire una maggioranza bulgara, perché Alfano fatto il segretario con il 98% dei voti si faccia le primarie. Se è l'occasione per confrontare le tesi, per esempio sui diritti civili, fra l'ala ex-AM, lo stesso Alfano e per esempio il sottoscritto che ha idee diverse, no, facciamo, non mi interessa che abbia il 5% la mia tesi, che abbia il 20%, che abbia il 51%. Non mi interessa, mi interessa che il partito esca arricchito. Ecco, io ho avuto la sensazione che su queste primarie si punti troppo sul piano della struttura, del posizionamento all'interno del partito e troppo poco sul piano delle idee. Faccio un esempio, la cosa che mi ha avvilito di più. Quando ho incontrato alcuni quelli più vicini a me, qui in Veneto, non farò i nomi per non danneggiare nessuno ovviamente, che mi hanno detto: ma perché ti schieri contro Alfano che tanto vince lo stesso? Ti conviene stare con Alfano? Io ho risposto allucinato e guarda che nella vita non si fa mica sempre è solo quello che conviene, si fa anche quello in cui si crede. Ma ho capito che lì si giocava un po' troppo l'ordine esatto di raccogliere le firme. Qui lo posso fare come tanto in Calabria. Scopelliti ha dato ordine a tutti i suoi a raccogliere le firme solo per il segretario. No,
Ma sarà così grave? Allora ho capito che sotto c'è qualcosa che non mi è piaciuto, che sto cercando di indagare bene, ma non mi è piaciuto affatto. E c'è sull'alto sfondo lo sbarcamento dal fondatore, che è evidente che forse può essere anche giusto, ma lì io confesso a tutti una mia debolezza, io il padre non lo tradisco. Dopo 28 anni, anche se mi convenisse, e non lo credo, io non lo faccio. Dopo 28 anni che io perlomeno non ne sono capace, un limite, non ho cinismo. Altri lo farebbero in 2 secondi, altri non lo fanno. Concludiamo proprio con una domanda su questo rapporto che è sempre stato molto stretto, molto personale, legato alla professione di Giancarlo Galan prima che diventasse presidente del Veneto. Al di là del dibattito di questi giorni, ecco, lei è stato anche recentemente ospite di Silvio Berlusconi, l'uomo Silvio Berlusconi come sta? Come vuoi, ci daranno del lei, c'è sempre questa forma di ipocrisia per cui si dà lei, il direttore, lei, e dopo ci si dà del tu. Per cui io ti dico, come vuoi che stia uno che ha appena ricevuto una condanna a 4 anni, come vuoi che stia uno che ha un'altra sentenza tra poco tempo, quella per il caso UB, che visti si preannuncia negativa, come vuoi che stia uno che ha fondato qualcosa di assolutamente straordinario, probabilmente irripetibile nella vita politica italiana, piaccia o non piaccia, destra o sinistra, insomma, la novità c'è stata assolutamente straordinaria. Ecco, come vuoi che stia chi l'ha fondata in quel modo e si ritrova fiorito e il latte di galline sparse per l'Italia, come vuoi che stia. Io se fossi in lui non tornerei forse da Malindi, sceglierei un'altra destinazione, perché Malindi quella volta non è che mi abbia affascinato, ma le origini socialiste di Silvio Berlusconi. Ma non potrei anche dire dove andrei, io andrei in Australia, Nuova Zelanda, non c'è neppure il telefonino, posso migliorare del mondo. Ecco, con questa... male, deluso, finito, incazzato, per come gli hanno distrutto il partito. Per come gli hanno distrutto tutto. Sogni, speranze, l'uomo è fatto anche di queste cose. L'unica cosa che spero che abbia ancora è la volontà di reagire. Ecco, per questo io non lo lascio. Anche se, di errori ne ha fatti, insomma, se siamo così, Giancarlo Galan per dire, insomma, ma se venisse qualcuno, ecco, lo so che sono venuti in tanti a dirmi lascialo, ti conviene abbandonarlo. Non lo faccio. Perché? Perché non sono capace. Qualcuno mi capisce, qualcuno mi dice che sono un imbecille, no, pazienza. Con questa dimostrazione di coerenza, anche tutto sommato a cui bisogna dare atto a Giancarlo Galan, noi ringraziamo il candidato alle primarie del PDL ed ex presidente della Regione Veneto Giancarlo Galan, invitandolo di nuovo a essere con noi in una prossima occasione.